1° maggio, festa dei lavoratori. Fra tutele e sicurezza c'è però ancora tanta strada da fare nel mondo del lavoro. 1° maggio ricordiamo tutti i lavoratori, facciamo un pensiero su tutti i lavoratori, su qualsiasi servizio. Un pensiero speciale ai lavoratori che garantiscono i servizi ai cittadini nella giornata odierna e chiaramente un pensiero speciale va a tutte le situazioni particolari, infortuni, decessi sul lavoro e anche chi il lavoro ce l'ha ma non vive bene la sua giornata lavorativa. Il riferimento all'ISAC di Bassano a questo punto è molto preciso. Mi riferisco in particolare ai dipendenti dell'ISAC di Bassano del Grappa, della casa di riposo. Per loro va un pensiero e va un augurio e un incitamento a continuare ad andare avanti nei servizi che stanno facendo grandemente agli ospiti della struttura, però richiamiamo ancora l'attenzione della politica, dei cittadini. Anche la UIL sottolinea quali sono le difficoltà del momento. Buon 1° maggio innanzitutto a tutti i lavoratori e buona festa del lavoro. Però senza scordare quelle che sono quelle situazioni che continuano ad essere situazioni difficili, situazioni anche precarie dal punto di vista non tanto dei rapporti di lavoro quanto in maniera particolare dei carichi di lavoro che continuano ad essere sempre più ingravescenti, sempre più pesanti. Per il settore pubblico le situazioni più complesse sono legate a sanità e sociale e anche in questo caso l'ISAC viene citato come un punto di riferimento. Non accennano a diminuire quelle condizioni che si sono create durante il periodo del Covid e non accennano a diminuire proprio perché, e mi riferisco in maniera particolare anche alle situazioni che abbiamo qui nel Bassanese, diventa sempre più difficile per loro riuscire a portare a termine una giornata lavorativa. Il personale in questi istituti diminuisce anno per anno e quindi questi dipendenti si trovano sostanzialmente ad affrontare carichi di lavoro sempre più pesanti. Proprio sull'ISAC i sindacati lanciano infine una nuova mobilitazione che coinvolgerà la popolazione. Per quanto riguarda i cittadini, nelle prossime settimane ci saremo presenti nel territorio per la raccolta delle firme, per cambiare di passo i vertici della struttura della casa di riposo. È importantissimo in questo momento dare una definizione e arrivare a un punto fermo. No privatizzazione della casa di riposo, grandi servizi ai cittadini e miglioramento della qualità lavorativa del personale.